Un applauso sofferto e composto ha salutato Lisa Colazzuol, morta nel sonno mercoledì scorso. Per lei un intero paese si è fermato, centinaia le persone che hanno assistito ai funerali fuori dalla chiesetta di Tiniesi nel Pago, un serpentone di auto parcheggiate, le strade chiuse per il centro, indetto il lutto cittadino, quasi a dare la dimensione del dolore dei tanti amici e conoscenti arrivati da ogni angolo del bellunese, da Vittorio Veneto, dove Lisa frequentava il liceo Flaminio. Presente in massa il mondo del rugby giovanile e non solo della provincia, Lisa era stata prima atleta, poi allenatrice. Dure le parole di Don Moreno Baldo, che sono riecheggiate fuori e dentro la chiesa. Lisa ci ha messi a terra tutti, lasciandoci senza parole. Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Ma di fronte alla morte di una ragazza di 18 anni non ci sono solo i dubbi dell'anima, ma anche quelli giudiziari. Le cause della morte sono ancora tutte da chiarire e il caso è nelle mani della procura. Una settimana prima di morire era stata operata per appendicite in ospedale a Belluno.